Luca Lobina, autore del film, regista e anche attore. Due paroline su questo bellissimo film. Allora, siamo arrivati a un punto di partenza che è quello dell'uscita del film. Abbiamo appena proiettato il videoclip della colonna sonora del film. Il film inizierà a girare per le sale della Sardegna dal 21 marzo, quindi finalmente abbiamo la data ufficiale dopo questo lavoro che abbiamo fatto, un anno e mezzo di riprese, montaggi, finalmente abbiamo una data di uscita. Qui al Notorious hai presentato il cast, bellissimo, ecco, due paroline sul cast. Allora, il cast è composto da professionisti, ci sono tanti attori professionisti che hanno fatto parte, non solo, poi avrò modo di parlare, di fare un'intervista insieme a loro per poterne parlare singolarmente. Due parole sul film, il film si chiama Saquilegia nuragica. Non è scelto a caso, l'aquilegia nuragica è una felce rara che ormai è quasi in estinzione. È un po' come quelli che sono gli usi e costumi dei nostri paesi ogliastrini, Seui e Gairo, che sono, diciamo, il paesaggio principale del film. E da lì si narra appunto una storia delle avventure di ragazzini, di adolescenti che passeranno un'estate anziché al mare appunto in questi due piccoli paesi d'Ogliastra. Questo brano per me è un brano che racconta la famiglia, che racconta la madre, il ruolo della madre in una famiglia ma anche in un contesto sociale che è proprio quello sardo, per cui questa unione con Luca dal punto di vista proprio artistico, nata per caso, nel senso che è veramente nata casualmente attraverso una telefonata. È stata una magia, un connubio pazzesco, perché il pezzo era già stato scritto, il testo era già stato scritto, e quando lui mi raccontò insomma a grandi linee il trailer del film ci siamo detti abbiamo trovato la collaborazione, abbiamo trovato il brano giusto, per cui è stata una bellissima emozione che tradurre anche in immagini quello che si ha nella testa, no? E nella voce, secondo me è il massimo dell'espressività artistica, per cui molto bello. Ogni volta che si scrive una canzone è un qualcosa di nuovo che nasce, quindi c'è questo stupore anche quando la si scrive, ma lo stupore più grande è poi abbinarlo, perché la cosa più felice è sempre il connubio tra le note che io posso scrivere, gli accordi che posso mettere giù e poi una voce come quella di Grace che ha fatto veramente la grandissima differenza, non grande. Nonna Maria, attrice di questo bellissimo film, due paroline sulla tua interpretazione. Allora, per me è stata la prima esperienza ed è stata una bellissima esperienza, grazie al nostro regista che ci ha messo in conto, diciamo, e che ha pensato a noi. Comunque è stata una bella cosa, devono solo andare a vederlo. Beh, che dire, sicuramente è stata un'esperienza incredibile, abbiamo avuto la fortuna di ritrovarci a lavorare in un cast unito, una troupe fantastica, ci hanno coccolati e si è un po' ricreato quell'ambiente di famiglia. Infatti la nonna si è trasformata in una vera nonna. Bello, è una storia molto toccante che poi vedrete. Beh, diciamo che Luca in questo film ha colto un'essenza ed è quello che fa di un film, secondo me, un grande film, perché trasforma una situazione locale ad universale, e questo è, secondo me, tanto valore aggiunto che questo film ha, e sono contenta che girerà, sono sicura.